Ciao amici di Matto Scacco, siamo qui su Scacchiera Fisica, un po' perché è stato richiesto, un po' perché non so se vi ricordate, ma i video di Matto Scacco iniziarono nel lontano 2010-2011 su Scacchiera Fisica, quindi questo è un po' un ritorno al passato. Lo so che non è la cosa più comoda da vedere, soprattutto da schermo piccolo, da telefono, quindi se hai la possibilità, guardalo da tablet o meglio ancora da computer e ti divertirai. Vedere spostare questi pezzi è sempre una meraviglia. Tra l'altro questa è la scacchiera Lasker, la trovate sul nostro store di Matto Scacco insieme a tutte le altre scacchiere, lascio il link in descrizione se siete interessati e ovviamente vi arriverà a casa anche in omaggio questo libro, Tattiche di scacchi. Detto ciò, iniziamo finalmente l'argomento del video. Voglio mostrarti questa bellissima trappola, se così vogliamo chiamarla, che può giocare il bianco contro la difesa francese del nero. Quindi stiamo parlando di E4, stiamo parlando di E6. Adesso normalmente il bianco va a spingere D4 e D5 entrando nella comunissima difesa francese, ma voglio mostrarti la variante dei due cavalli, quindi cavallo F3, D5, cavallo C3. Allora, questa è una variante comunque giocata, non è una cosa fuori dal mondo e non è semplice per il nero trovare la continuazione giusta. La continuazione corretta per il nero è cavallo F6 e fra poco vediamo anche cosa succede su cavallo F6, ma proviamo a immaginarci cosa può più comunemente succedere. Magari il nero dice: che figata, il bianco mi sta lasciando il centro, io vado a spingere questo pedone. Ebbene, questa spinta, benché sia un guadagno di spazio, non è granché, perché dopo ritirata del cavallo arriva il doppio attacco su questo punto. Come si difende questo punto? Non si può difendere con E5, ma si può difendere con C5. E adesso però arriva l'attacco su questo centro così avanzato. Più avanzi a scacchi, è vero che prendi spazio, ma più quei pedoni sono nella metà campo avversaria, quindi sono difficili da tenere. Infatti arriva pedone in C3. Pedone in C3. Ora potrebbe venire la voglia di spingere ancora. Se il nero spinge ancora, è vero che guadagna ancora più spazio, ma dopo cavallo F4 arriva il doppio attacco da parte dell'alfiere e del cavallo su questo punto e c'è solo la regina che tiene quel pedone. Come lo si difende? Con la spinta del pedone C4, ma dopo donna 4 arriva il doppio scacco, cade il pedone, non so, ci si difende in questo modo, cade il pedone C4, alla prossima cade anche il pedone D3, disfatta, completa. Vediamo invece che cosa può succedere nelle altre varianti. Quindi rimettiamo i pezzi a posto, così anche a furia di rivedere tutto dall'inizio è anche più facile da memorizzare. Quindi abbiamo E4, E6, cavallo in F3, D5, cavallo in C3. Abbiamo detto che la spinta porta a brutte conseguenze. Voglio mostrarti anche che cosa può capitare dopo C3. Per esempio, il nero, anziché spingere, decide di tenere ulteriormente questo pedone, per esempio con cavallo C6. Purtroppo, ancora una volta, questa mossa non funziona, perché arriva donna in A4 e inchioda il cavallo. Quindi questo cavallo del nero è praticamente inutilizzabile. E ora purtroppo c'è un attaccante, due attaccanti, tre attaccanti su questo pedone. Come si fa a tenere questo? È veramente difficile, se non impossibile. Arriva pedone 5, ma pedone 5 non funziona, perché il cavallo è inchiodato. Quindi è una variante molto molto difficile questa da giocare e il nero deve fare le mosse corrette. Quindi torniamo ancora una volta a casa e andiamo a vedere che cosa può succedere su E4, E6, la variante dei due cavalli, cavallo C3. Vediamo cosa succede se ora il nero decide di entrare nella continuazione migliore. Se noi andiamo ad aprire il database dei giocatori più forti al mondo, i giocatori più forti al mondo rispondono con cavallo F6. Quindi questa è sicuramente la continuazione migliore. Ovviamente si può continuare così, ma questa risposta è buona per il bianco che poi può giocare D4, ha già gli alfieri liberi di giocare. Questa è una posizione, diciamo, invidiabile per il bianco. Quindi dicevamo che la risposta migliore è cavallo in F6. Benissimo. Attenzione perché adesso arrivano una serie di trucchi e di giocate magari
poco intuitive da parte del bianco e bisogna memorizzarle tutte. Spinta. Adesso è il bianco che guadagna spazio e la ritirata migliore di questo cavallo, tipica anche di questi sistemi francesi, è D7, dove da D7 si attaccherà questo pedone in tutti i modi possibili, per esempio C5, cavallo in C6 e si cercherà di fare pressione il più possibile verso questo pedone. Bene, supportiamo questo pedone, D4, C5, che è proprio nell'idea della francese, attaccare questo centro di pedoni con tutti i pezzi possibili, cavallo C6, donna B6, eccetera, eccetera, eccetera. Attenzione che adesso, la continuazione standard sarebbe con cavallo E2 per permettere anche di giocare C3, eccetera, eccetera. Qui iniziano i fuochi d'artificio, ricordiamoci bene. Arriva alfiere in G5. Si attacca la donna. Ora, F6 sarebbe chiaramente sbagliata, è un problema di struttura pedonale. Alfiere 7 sarebbe altrettanto sbagliata, perché? Perché noi andiamo a dare il nostro alfiere cattivo, ricordati il discorso di alfiere buono e alfiere cattivo. Noi abbiamo i pedoni sul nero, quindi questo è l'alfiere cattivo, l'alfiere buono è l'alfiere chiaro, quello che si muove su colore di casa opposta rispetto ai nostri pedoni. Andiamo a dare il nostro alfiere cattivo per l'alfiere buono del nero, che ha tutti i pedoni su casa chiara, quindi questo è il suo alfiere buono. Quindi in caso di alfiere pair, qui il bianco si dice che è in vantaggio. Quindi non alfiere 7, ma la donna scappa via e va in B6. Attenzione che adesso la situazione è interessante, perché la donna attacca su B2, la donna aiuta ad attaccare su C5, anche con cavallo C6 arriveranno gli attacchi, ma qui il bianco ne sa una più del diavolo. Cattura il pedone. Come si ricattura questo pedone? Si può ricatturare in tanti modi, una cattura più forte, senza ombra di dubbio, alfiere per C5. Perché? Si attacca F2, scacco, qui c'è una bellissima batteria, c'è sempre l'attacco su B2. Questa mossa non fa paura in alcun modo, poiché dopo questo tipo di cattura il re va su casa bianca e ci sono scacchi dove possiamo riprenderci il cavallo tranquillamente, quindi non fa paura questo tipo di mossa del cavallo in A4. Quindi come deve rispondere su questa minaccia? In questo caso il bianco risponde con regina in D2. Bam! Regina in D2. E però ora c'è un problema, che questa regina si dice che è sovraccarica, perché la regina sta tenendo qui, la regina tiene il cavallo, poiché dopo questa la regina tiene il cavallo. Quindi se la regina è sovraccarica, il nero sfrutta il tema del sovraccarico per giocare alfiere per F2 scacco, regina per F2, e ora finalmente il nero può giocare donna per B2 con bellissimo attacco doppio. Attenzione che qui, ripeto, le continuazioni non sono affatto semplici da cercare e da ricordare. Qui il bianco decide di sacrificare tutto per un attacco spettacolare. Re in D2, lasciando scoperta la torre. Il nero a bocca, torre gratis. La regina nera è totalmente fuori gioco e arriva alfiere in B5 con attacco di scoperta della torre. E allora la regina dice: io mi pappo anche l'altra torre, andando ancora più fuori gioco. E adesso donna in C5, minacciando lo scacco matto in E7, evitando che il re nero possa arroccare. Il re nero non può muoversi da nessuna parte. La regina non può essere mangiata perché questo cavallo è inchiodato dall'alfiere Campochiaro. Arriva praticamente un matto imparabile. Tuttavia il nero ha qualche possibilità. Allora, cavallo C6 per tenere qui non funziona, poiché dopo cambio, tu riprendi, arriva il matto. Non funziona. E dato che cavallo C6 non funziona, l'ultima spiaggia del nero. Donna per B2, scacco, il re si sposta e dato che ormai la regina ha mangiato un bel po' di roba, tra cui le due torri, la regina può anche andarsi a sacrificare sull'alfiere in G5 per ottenere questo tipo di gioco.
Adesso, mossa al nero, che cosa può fare il nero? Può arroccare, può mettere davanti magari il cavallo, il famoso cavallo in C6 e la partita può continuare. Cattura, cattura, donna per C6, attacco sulla torre, la torre si deve spostare e ora qui è vero che la partita è piuttosto squilibrata, bisogna giocare molto correttamente, qui ci sono sacrifici di cavallo su entrambi i pedoni, sacrificio su D5, giocando poi sull'inchiodatura del cavallo, quindi è difficile. Qui se il nero cattura si va probabilmente a prendere matto, quindi probabilmente deve spingere, insomma la partita è da giocare, ma questo tipo di attacco è sicuramente molto carino. Quindi ricapitoliamo un attimino insieme quali sono state le mosse che ci hanno portato fino a qui, perché sono state veramente tante, ma se uno anziché impararle a memoria le prova a ragionare, alla fine poi è sempre più facile un pochettino da ricordare, no? Quindi sistemiamo i pezzi, ecco la rottura di scatole della scacchiera fisica è sistemare i pezzi, ma forse è anche questo un po' il bello, no? Che uno se li sistema come vuole lui. Questi alfierini li mettiamo così, che guardano. Ok, dicevamo, E4, difesa francese, E6, cavallo, D5, cavallo C3. Abbiamo detto che non ci fa paura questa spinta per via di cavallo E2, poi andiamo a attaccare il centro con C3. E di conseguenza qui il nero gioca cavallo F6. Prendiamo noi lo spazio, il cavallo si ritira, D4, D5 e qui la mossa chiave che devi ricordarti è alfiere G5, perché verrebbe più spontanea probabilmente questa mossa, ma alfiere G5 è la mossa chiave. Alfiere 7 è scorretta, alfiere B6 è corretta. Catturiamo e il nero sviluppa anche l'alfiere gratis, quindi andiamo ad invogliare il nero a giocare queste mosse. Attacco su questo punto, donna di 2, e adesso lui può attaccare comunque perché c'è il sovraccarico. Alfiere per F2, donna per F2, donna per B2, attacco doppio su cavallo e torre. Gli lasciamo la torre gratis, donna per torre, alfiere in B5, inchiodatura sul cavallo e attacco su donna, quindi il nero è praticamente obbligato alla cattura e qui ci si diverte perché abbiamo visto che su donna C5 sono tante cose belle. Voglio farti notare una cosa perché è probabile che tu abbia delle domande su alcune posizioni iniziali ed è bene farsi le domande, uno non si deve mai fidare di quello che sente e vede in un video o in un libro, bisogna sempre essere molto critici perché a volte nei libri danno per scontato alcune continuazioni e uno dice ma se poi succede quella, giustamente ti faccio notare spinta D4, D4, C5, alfiere G5, donna B6. Ti faccio notare che questo tipo di cattura, per esempio ora il nero va a catturare il pedone F2, ma il nero potrebbe catturare subito B2. Attenzione che qui ci sono sempre tantissime trappole. Questi tipi di catture in realtà lasciano sempre un po' il tempo che trovano perché possono poi portare il nero a perdere talvolta anche la regina, magari con torre B1 la regina inizia a avere pochissime case dove andare, donna in A3, magari arrivano mosse come cavallo in B5, si attacca la donna, si minacciano le entrate sul punto C7, sono molto difficili queste cose, oppure magari c'è prima torre B3, la regina può andare solo sul nero, e, insomma si può quasi anche perseguitare, no? Questa regina, i pezzi del bianco diventano molto attivi, quindi il pedone B2 si dice che è un pedone avvelenato, è molto rischioso prenderselo, quindi se lo fai assumiti i tuoi rischi. Bene, io spero che questo video su scacchiera fisica ti sia piaciuto, noi ci vediamo presto, sempre qui su Matto Scacco, con nuove interessantissime lezioni.